A leggere le notizie non ho ben capito cooperanti di cosa e per chi, però al di là di questo io dico semplicemente una cosa, chi va a rischio e pericolo in quei paesi, peraltro non si è capito a fare cosa, perché da quel che si capisce dalla stampa non è ben chiaro, è bene che i costi siano a carichi di queste signore, quindi si faccia una confisca a vita finché andremo a cubare 12 milioni di euro, se è vero che sono pagati 12 milioni di euro. Né più né meno di quello che facciamo noi con chi va sulla Marmolada o sulle Dolomiti con le Havaianas, con l'infradito, si paga l'elicottero se si perde. Non ti abbiamo mandato noi lì. Recuperare i soldi del presunto riscatto chiedendoli direttamente alle famiglie di Greta e Vanessa, le due cooperanti appena rientrate in Italia dopo essere state prigioniere per mesi di un gruppo estremista islamico. La proposta arriva dal governatore Luca Zaia, che guarda oltre confine non soltanto per la questione del terrorismo, ma anche per quella geograficamente più vicina delle trivellazioni croate nel mare Adriatico. Da un governo che si proclama ambientalista ci aspettavamo una posizione più decisa, attacca il presidente veneto. Il semestre europeo a presidenza italiana poteva essere un'occasione per bloccare questa operazione sciagurata. Stiamo parlando di un mare molto piccolo dove tutte le azioni umane hanno una ricaduta immediata sulle coste. Il turismo è la più grande industria veneta e i rischi sono reali. Le perforazioni in Alto Adriatico da parte della Croazia possono mettere a repentaglio il nostro turismo e il nostro ambiente. Pensate a un incidente su una piattaforma, cosa potrebbe creare e significare da un punto di vista ambientale. La subsidenza, cioè io tolgo gas dal sottosuolo e questo vuoto che resta come lo vado a colmare. Il tema sismico, il tema di Venezia che comunque è lì fondata sull'acqua, sopra anche quel bacino di gas. Quindi diciamo no.